Illum il-ġurnata ilkom irtirati mill-logħba tal-futbol għal diversi snin. Kif tesperjenzaw meta tħarsu lura, kif taraw l-esperjenza tagħkom bħala players tat-tim ta' Napoli? Il calcio passato, quando giocavamo noi, fortunatamente c'erano il campionato italiano era il più interessante del mondo, perché c'erano i più grandi giocatori in giro per il mondo, venivano a giocare in Italia, quindi c'erano Platini, c'era Falcao, Cerezo, Baggio, Zola, giocatori fantastici, e soprattutto c'era il più grande di tutti i tempi, Maradona. Quindi abbiamo giocato negli anni dove gli stadi erano sempre pieni, la gente impazziva per il calcio e sono stati anni fantastici. Semmejtu lil Diego Armando Maradona, kelkom l-opportunità li tkunu fl-istess skwadra tiegħu. Kif taraw lil Diego Armando Maradona kemm fil-ground u intkom kelkom l-opportunità wkoll li tkunu miegħu fid-dressing room u anki fil-ħajja privata sa ċertu punt kontu tafuh aktar milli jisseraw in-nies minn barra dawk li jsegwu il-televiżjoni dak iż-żmien. Meta tħarsu lura l-memorji tagħkom ma' dan il-leġġenda tal-futbol? Noi di Diego, ma potete verificare anche voi, tutti i suoi ex compagni hanno sempre parlato bene di Diego perché si faceva non solo voler bene, si faceva proprio amare dal gruppo, da tutti, dal magazziniere, il cuoco. Diego era una persona di un'umiltà unica, di una disponibilità unica e non potevi proprio non volergli bene. Devo dire di più, è veramente una persona che è amorevole. Manca a tutti noi, siamo ancora tutti scossi e dispiaciuti e ci dispiace molto che sia finita in questo modo. Però fid-dressing room Maradona kien leader bħalma kien fil-ground? Allora, era un leader anche fuori dal campo, perché dopo non è che aveva tanti amici e poi ci frequentavamo ogni tanto, ma tutte le volte che ci siamo frequentati sempre una persona disponibile, amorevole con tutti, anche con mia moglie, mia figlia. Diego sembra, era uno di famiglia a un certo punto, anche. Non era solo il giocatore che poi nei spogliatoi si faceva voler bene di tutti, ma anche quando uscivi non potevi non voler bene a Diego. Diego era unico per il suo comportamento, ma non lo dico solo io, l'hanno detto tutti, anche i suoi avversari, non so, Baresi, Maldini, Costa Curta, tutti erano innamorati di Diego Armando Maradona come persona, oltre al giocatore. Il-konnessjoni tagħkom mat-tim ta' Napoli u mal-klab ta' Napoli llum il-ġurnata, kif inhi? Għadkom issegwu t-tim, għadkom tissapportjaw lit-tim ta' Napoli? Difficile non seguire, anzi vado anche allo stadio, ho lavorato anche con De Laurentiis nel settore giovanile per 9 anni e quindi per noi non è facile staccarci da questo lavoro, questo hobby che abbiamo e quindi in questo momento qua, quest'anno abbiamo un po' sofferto perché speravamo che Napoli lottasse per lo scudetto, vinceva lo scudetto, invece ci è rimasto un po' dispiaciuti, ma sono convinto che ci rifaremo perché comunque Napoli è sempre una società molto ma molto importante. Il-memorja tagħkom ta' dak il-mument li Napoli kienu champions tal-futbol ġewwa l-Italja, meta tħarsu lejha llum il-ġurnata li għadda ammont ta' snin. X'inhuma l-emozzjonijiet li tħalliġu fikom? Non si possono raccontare certe emozioni perché sono state troppo forti e solo chi era lì le può raccontare. Io devo dire che è un qualche cosa che non ci si può immaginare. Vincere un scudetto a Napoli è unico, in nessun posto puoi avere tale soddisfazione e tanta gioia e felicità perché tu vedi milioni di persone che impazziscono di gioia, di felicità ed è l'unico posto dove
ci sono stati dei festeggiamenti sul primo scudetto che sono durati 40 giorni, dove ogni giorno era una festa, canzoni, balli, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di gente per le strade, un evento che ha coinvolto tutta Napoli, tutta la città, tutte le persone, dai bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani, tutti a festeggiare. Nirringrazzjakom li kontu maħna unek fl-studio sa Radio 105. Żgur li meta nkun qed insegwu daqsxejn futbol Taljan u nara Napoli ħanibqa' niftakar fikom issa wkoll bħala żewġ ex players ta' Napoli u ħanibda nsegwu daqsxejn ukoll anki dan it-tim. Millum illum. Grazzi tal-preżenza tagħkom. Grazie, gentilissimo. Grazie a voi, grazie veramente per l'ospitalità. Noi oggi è un giorno che praticamente dopo 3 giorni siamo riusciti a vedere un po' Malta, a visitare tante cose, siamo stati bene, speriamo di rivederci e vi ringraziamo al più presto. Forza anche Malta, non diciamo solo Forza Napoli ma diciamo anche Forza Malta.